il più prestigioso circuito di concorsi al coperto, è ormai entrata nel vivo. La Lega dell'Europa occidentale propone la quarta tappa, Stoccarda, Germania, in casa di una delle superpotenze di questa disciplina. La categoria mista che stiamo per seguire e che assegna i punti per la World Cup ha la solita formula. I percorsi netti nel tempo accordato, nel percorso base, accedono al barrage. In campo Álvaro Afonso de Miranda Neto, cavaliere nato nel 1973, monta Piccolien Zeiderhast, una femmina di 10 anni di origine olandese. Per il momento i percorsi netti sono soltanto due. Per l'Irlanda Dennis Lynch in sella a Lantinus e per la Germania Thomas Mühlbauer in sella ad Asti Spumante. Non ci sono ancora errori per Álvaro Miranda, cavaliere brasiliano di grande esperienza che si avvia ad affrontare la parte conclusiva del percorso, superate le tavole. C'è ancora una combinazione da superare, l'ultima gabbia, e poi ancora un ostacolo per Álvaro Miranda che si avvia a ottenere il terzo netto del pomeriggio, anche lui qualificato per il barrage. Dicevo, quarta tappa per quanto riguarda la Lega dell'Europa occidentale. Sono già state disputate quella di Oslo, vittoria per la svedese Elena Lundbach, al secondo posto per l'Italia Juan Carlos Garcia. Poi nella tappa di Helsinki in Finlandia il successo dello spagnolo Rutherford Latham, e quindi a Verona, nell'unica tappa italiana di questa Coppa del Mondo, inserita nell'ambito della Fiera Cavalli, il successo di Albert Zuer per l'Olanda in sella ad Okidoki. Ora Stoccarda, poi si disputeranno le tappe di Ginevra, Londra, Mechelen, Lipsia, Amsterdam, Bordeaux, Vigo, 's-Hertogenbosch e la finale per i migliori a Göteborg dal 24 al 27 di aprile. Intanto è già entrato in campo per la Norvegia Tony Andre Hansen, che monta il Fido Camiro, che è un cavallo di 10 anni di origine tedesca, un Holsteiner. Tony Andre Hansen, classe 1979. Ha partecipato proprio con questo cavallo, senza grandi fortune in verità, ai mondiali che sono stati ospitati da Aquisgrana nel 2006. Percorso base che prevede 12 ostacoli per 15 salti, inserite 2 combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Vi anticipo che le insidie maggiori, a parte le combinazioni, sono date proprio dalle tavole. Verticale superato in questo momento dal cavaliere norvegese, e poi da 2 verticali su fosso rustici che hanno creato qualche problema per diversi concorrenti. Bene sulla gabbia in bianco e giallo, ultimo Oxer per Tony Andre Hansen, che è il quarto qualificato. Si qualifica dunque anche il cavaliere norvegese in sella a Camiro, e mentre la regia tedesca ci propone una fase rallentata di uno dei passaggi di Tony Andre Hansen, è già pronto per la Germania Heinrich Hermann Engemann, che costituisce un binomio estremamente competitivo ed affidabile con Aboyer, che è un cavallo di 13 anni di origine tedesca, viene dalla Westfalia. Il profilo inconfondibile di Heinrich Hermann Engemann, cavaliere molto esperto, nato in Volkmarsen nel 1959. Ha partecipato con Aboyer alla finale del 2006 della Coppa del Mondo, finale che si era tenuta a Kuala Lumpur in Malaysia. Per la prima volta
l'episodio conclusivo della World Cup ospitato dal continente asiatico. È il suo cavallo di punta, Aboyeur, saltatore provetto, rispettoso, affidabile. Insieme a lui facciamo la conoscenza del percorso. Si comincia con una triplice, poi il verticale di barriere in bianco e viola che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, poi un altro dritto, un verticale in bianco e nero, verticale di barriere, che immette all'Oxer in bianco e blu. Poi il primo dei due verticali molto insidiosi di cui vi ho parlato, il verticale su fosso, con il fosso prima delle barriere, quindi ancora un Oxer, il verticale olimpico con il fosso dopo le barriere, la doppia gabbia. Il primo elemento è costituito da un dritto, poi a seguire due Oxer, e fin qui è impeccabile il binomio tedesco. Attenzione perché c'è il necessario rallentamento per affrontare le tavole prima di indirizzarsi verso l'Oxer in bianco-verde. Seconda delle due combinazioni, largo verticale, bene anche qui, e poi l'ultimo Oxer. Le dimensioni degli ostacoli sono quelle massime consentite, 1,60 m l'altezza massima, ed è un percorso netto per Heinrich Hermann Engemann in sella ad Aboyeur. Dunque mantiene fede ai pronostici il cavaliere tedesco, molto atteso all'appuntamento di Stoccarda. Adesso toccherà allo svedese Roine Zetterman con Isaac, un binomio completamente svedese, visto che Isaac è stato allevato proprio in Svezia a 10 anni. Zetterman è nato nel 1957, per lui una medaglia d'argento a squadre ai Giochi Equestri Mondiali nel 2002 a Jerez de la Frontera. In quella circostanza montava Richmond Park. Insieme a Rolf-Göran Bengtsson, è uno dei cavalieri più esperti di Svezia. Bengtsson che ha aperto proprio questo percorso base in sella a Quintero La Silla, 4 penalità, dunque sfuma per il veterano svedese la possibilità di accedere al barrage. Bengtsson che aveva cominciato benissimo la stagione, aveva partecipato alle tappe di Oslo, terzo posto, e di Helsinki in Finlandia, con 2 cavalli diversi. In questa circostanza secondo posto alle spalle di Rutherford Latham. Rutherford Latham che è assente a Stoccarda e che comunque guida la classifica provvisoria dopo 3 tappe, sempre per quanto concerne la Lega dell'Europa occidentale. Rutherford Latham ha 48 punti, a 33 troviamo Elena Lundbach per la Svezia con 33, a 32 proprio lo svedese Rolf-Göran Bengtsson, a precedere Piet Rijmakers e Albert Zuer, 2 olandesi, poi John Whittaker, Gran Bretagna, e al 7° posto Juan Carlos Garcia per l'Italia con 18 punti. Intanto ha terminato Roine Zetterman, un errore sugli ostacoli in sella ad Isaac, 4 penalità. In classifica troviamo anche altri azzurri, Omar Bonomelli 11 punti, Arnaldo Bologni 10 punti conquistati proprio a Verona. E a proposito di Verona dobbiamo dire che la Kermesse Scaligera ha registrato il solito successo, grande entusiasmo e soprattutto il record di visitatori nelle 4 giornate, oltre 145.000 presenze. Dopo Roine Zetterman tocca alla svedese Elena Lundbach in sella Medic, una femmina di 11 anni di origine svedese, e Elena Lundbach amazzone di punta del proprio paese, nata nel 1976,
quarta individuale con Minta ai Giochi Mondiali di Ares della Frontera, argento a squadre sempre con questa cavalla a Roma nel 98, e poi a livello di campionati europei un argento a squadre nel 2001, un oro individuale a livello Young Riders nel 97. Ha cominciato benissimo Elena Lundbach questa Coppa del Mondo e si è imposta proprio ad Oslo, purtroppo per noi battendo in un serratissimo barrage proprio Juan Carlos Garcia. Dopo le tappe del nord Europa, in verità disertate dai migliori tedeschi, francesi, inglesi, c'è stata una partecipazione sontuosa a Verona ed ora tutti i cavalieri migliori cercano, a partire dalla tappa tedesca, di raggranellare punti preziosi per accedere alla finale. A Oslo i protagonisti del barrage erano stati 9, invece soltanto 5 a Helsinki, percorso molto selettivo. Vedremo ora cosa succederà qui a Stoccarda. L'impressione è che un numero piuttosto ampio di binomi possa accedere al barrage, prima di tutto perché ci sono fra gli iscritti concorrenti molto qualificati, e poi perché il percorso non sembra proibitivo. Elena Lundbach, Svezia, ha commesso errore sulla gabbia, superato l'ultimo largo e dunque, pur esprimendo come di consueto una forma costante, non può accedere al barrage l'amazzone svedese, che esce di scena dunque qualificati per il momento Dennis Lynch, Irlanda, Thomas Mulbauer, Germania, Alvaro Miranda, Brasile, Tony Andre Hansen, Norvegia, Heinrich Hermann Engemann, lo abbiamo appena visto, Germania. E adesso un'altra amazzone terribile, amazzone svedese, Molin Barriard, che monta Butterfly Flip, già medaglia di bronzo in una finale di Coppa del Mondo. Butterfly Flip è di origine svedese, ha 16 anni, probabilmente non ha più lo smalto di un tempo, però può regalare ancora qualche soddisfazione alla brava amazzone svedese che a un certo punto aveva dovuto interrompere la propria attività per la maternità e poi ha ripreso e ora si ripropone ai massimi livelli, confidando sul fido Butterfly Flip. In precedenza si è esibito con esiti confortanti l'unico binomio italiano presente qui a Stoccarda, quello composto da Pier Giorgio Bucci e da Zara Portorico. Più avanti vi proporremo proprio le immagini che riguardano il binomio azzurro, ma adesso seguiamo Molin Barriard, classe 1975. Errore su quell'Oxer. Deve cercare di recuperare la giusta rotta di crociera. Molin Barriard, attesa dalla doppia gabbia, diligente, puntualissimo, Butterfly Flip, va ad affrontare la parte conclusiva del percorso, molto delicato quel passaggio sulle tavole, addirittura che può fare davvero la selezione. E ora l'ultimo largo, e c'è errore sulla gabbia prima dell'Oxer conclusivo. Sono 8 le penalità per Molin Barriard. Non può essere del tutto soddisfatta, teneva moltissimo a fare bella figura, anche perché da tempo le manca un risultato di prestigio. 8 le penalità in sella Butterfly Flip e adesso probabilmente il pubblico tedesco dispenserà un applauso molto sostenuto per uno dei beniamini di casa. Si tratta di Ludger Beerbaum, Germania, in sella ad All Inclusive. Ludger Beerbaum, l'oro individuale dell'Olimpiade di Barcellona.
titolo ottenuto in sella Classic Touch, poi altri 2 ori a 5 cerchi con la squadra ad Atlanta e a Sydney, partecipazione anche ad Atene, una pagina da dimenticare per il fuoriclasse tedesco nato nel 1963. Alla ricerca dei suoi primi punti in questa stagione di Coppa del Mondo, Ludger Beerbaum, che monta All Inclusive, un figlio di arpeggio, viene dalla Westfalia, dunque origine tedesca per questo cavallo estremamente giovane, 8 anni, e dunque un bel futuro di fronte a questo saltatore che Ludger sta cercando di plasmare. Per ora 5 qualificati al barrage. Ha cominciato in modo molto soft, direi, Ludger, molto confidenziale, bada soprattutto alla precisione sui salti. Il tempo non è importantissimo in questo percorso base, naturalmente non bisogna superare il tempo accordato, altrimenti si vanno incontro a delle penalizzazioni proprio per il tempo e il barrage potrebbe sfumare proprio per una penalità di questo tipo. Troppo esperto però Ludger Beerbaum per cadere in questa trappola, e per ora il suo percorso è immacolato. Ancora gabbia e Oxer finale. All Inclusive, il netto per Ludger Beerbaum, sesto binomio qualificato, e vedete la felicità della groom del campione tedesco, e il pubblico accompagna con un battito di mani la prestazione di Ludger Beerbaum. La regia tedesca ci ripropone una fase rallentata di questo percorso senza sbavature, ed ora l'inquadratura è proprio per la LED di All Inclusive. Vedete con quanta partecipazione segua salto dopo salto il proprio cavallo, un feeling certamente notevole fra l'animale e chi lo accudisce, chi passa parte della sua giornata insieme a lui. Il primo piano per Ludger Beerbaum qualificato, e adesso per l'Australia Edwina Alexander che monta Isovlavs Socrates, una cavallo di 9 anni, figlio di Darko, di origine belga. Edwina Alexander è australiana, però vive e lavora da tempo nel vecchio continente. È nata nel 1974 ed è stata protagonista proprio nel 2006 fino all'ultimo dei campionati mondiali di Aquisgrana con Pia Lotta. È entrata nella Final Four, quarto posto, in una manifestazione vinta dal belga Jos Lansing. Comunque ormai Edwina Alexander ha esperienza da vendere e spesso e volentieri ottiene risultati di prestigio anche in questa categoria di eccellenza. Sono tante le amazzoni presenti qui a Stoccarda. Intanto c'è il primo errore per Edwina, tutte agguerrite, e come spesso accade non saranno disposte a fare sconti ai colleghi maschi. Ultima addirittura per l'amazzone australiana, che va ad affrontare il largo in giallo verde. Un solo errore, 4 penalità in sella a Isovlavs Socrates. Adesso toccherà un altro cavaliere tedesco, si tratta di Alois Pollmann Schweckhorst, che monta Lord Lewis, cavallo di 9 anni, uno dei tanti Holsteiner che stanno dominando la scena internazionale.
altro cavallo allevato in Germania. Ancora visualizzato il punteggio ottenuto da Edwina Alexander, che dà il cambio all'austero Alois Pollmann Schweghorst. Eccolo, cavaliere nato nel 1964. Lui, come tanti cavalli protagonisti del circuito, nato in Westfalia, a Warstein. Nel 2007 ha partecipato alla finale della Coppa del Mondo a Las Vegas montando Candy. Per lui 49 presenze in gare di Coppa del Mondo, questa è la 50esima, 35 Coppe delle Nazioni con 4 vittorie. Paga dazio sull'elemento intermedio della doppia gabbia. Oxer bianco-verde. Bene. Errore invece in ingresso di gabbia e conclude con 8 penalità nel tempo di 70 e 89. Sfuma la possibilità di partecipare all'episodio conclusivo di questa categoria mista. La regia tedesca ci ripropone ancora un passaggio suggestivo e qui è il primo dei 2 errori, quello sulla combinazione, sulla doppia gabbia, l'elemento centrale. Un errore poi ripetuto dal binomio tedesco. Eccolo. Adesso John Whittaker monta Peppermill, cavallo di 10 anni, figlio di Voltaire, origine olandese. John Whittaker raccoglie applausi dovunque vada, per lui un curriculum di grande impatto, sempre la solita espressione impassibile per questo cavaliere nato nel 1955. Per lui 6 edizioni dei giochi, ricordiamo 2 argenti individuali a squadre alle Controlimpiadi di Rotterdam nell'ormai lontano 1980, un altro argento a squadre a Los Angeles. Con Peppermill ha partecipato senza grandi fortune ai campionati del mondo di Aquisgrana. John Whittaker, uno dei fari di una famiglia interamente votata al settore del salto ostacoli. A Verona, in rappresentanza della famiglia Whittaker, c'era la giovane biondissima Ellen, che non ha affatto sfigurato. Un brivido, un pizzico di fortuna per John, che va ad affrontare le tavole. È un'esitazione prima di questo Oxer, errore inevitabile. E qui c'è stata una leggerezza, capita anche ai grandi campioni, davvero un errore banale per quell'arresto che poi ha portato al conseguente errore. E non è certamente contento un fuoriclasse come John Whittaker. Probabilmente la regia ci riproporrà, dopo questo passaggio sulla doppia gabbia, l'unico momento di imbarazzo del campione inglese. Eccolo infatti. Carezze comunque per Peppermill. John Whittaker, 4 penalità. Era il 25esimo binomio impegnato sul percorso base e a questo punto gli organizzatori del concorso di Stoccarda ci segnalano che è ora di rimettere in sesto il terreno di gara. Ci sarà dunque una pausa, vedete
i mini trattori già impegnati per ricomporre il terreno. Dopo i primi 25 vi ricordo che i binomi presenti sono 40 e a questo punto noi abbiamo la possibilità di riproporvi il percorso di Pier Giorgio Bucci, anche perché ci sarà una pausa di 5 minuti. Probabilmente la regia ora ci proporrà anche la grafica con quanto è successo fin qui. Vi ricordo, per il momento, dopo 25 percorsi, abbiamo 6 netti. E la regia però ritorna sulla Groom di All Inclusive, il cavallo di Ludger Beerbaum che si è qualificato, nessun errore, una telecamera dedicata proprio all'artiera che si occupa con grande partecipazione di All Inclusive, e vedete sembra saltare insieme all'animale di cui ha cura. Davvero dura seguire il proprio cavallo da fuori, un animale con cui si passano diverse ore al giorno, e questo è il momento della liberazione, quando All Inclusive è riuscito a ottenere il meritatissimo percorso netto. E alla base dei successi di un team dobbiamo dire che c'è anche l'attaccamento di questo personale che non considera la propria attività soltanto un lavoro, ma una vera e propria vocazione. Intanto la classifica con i binomi fin qui qualificati per il barrage: si tratta di Dennis Lynch Lantinus, Thomas Bauer Asti Spumante, poi Alvaro Miranda Piccolin Zellnerhust, Tony Andre Hansen Camiro, Heinrich Hermann Hengemann Aboyer e Ludger Beerbaum con All Inclusive. Ed eccolo, Pier Giorgio Bucci per l'Italia, unico azzurro presente qui a Stoccarda. Per lui un tentativo nelle due tappe del Nord Europa, Oslo ed Helsinki, non è riuscito a raccogliere molto. Comunque è importante continuare a questi livelli per rendere ancora più pingue il proprio bagaglio di esperienza. Pier Giorgio Bucci è nato nel 1975, monta nella circostanza da Zara Porto Rico, che è un cavallo grigio di 10 anni di origine olandese. Dobbiamo dire molto elegante il nostro binomio, che si presenta sul terreno di gara con ambizioni fondate di poter far bene, e ha cominciato proprio con il piede giusto, il grigio di Pier Giorgio Bucci, che pare in giornata positiva va a superare il primo dei due verticali su fosso, un brivido, una piccola esitazione sull'Oxer e poi ancora sull'altro dritto. Bene anche qui. Adesso uno dei momenti più delicati dell'intero tracciato, la doppia gabbia, affrontata con i tempi giusti, e poi l'intervento energico, non vistosissimo da parte di Bucci per affrontare le tavole. Bene anche sull'Oxer. Attenzione alla seconda delle due combinazioni, e c'è purtroppo errore sull'elemento d'ingresso della gabbia in bianco e giallo, ultimo ostacolo per il cavaliere italiano, che va comunque a concludere una prestazione decisamente valida. 4 penalità, il netto era a portata di mano della coppia azzurra. La regia ci ripropone ancora un passaggio rallentato del percorso di Bucci, e questo è il suo unico errore. Buona davvero la prova di Pier Giorgio Bucci, e splendido anche questo primo piano per da Zara Porto Rico, che è un cavallo dal bel modello e è ancora con la possibilità di migliorare il proprio rendimento. Carezze per Porto Rico, e come vedete a Stoccarda c'è ancora qualche istante di pausa prima di vedere all'opera gli ultimi 15 binomi del percorso base. Per ora qualificati in 6 ci sono atleti che era difficile prevedere, come Dennis Lynch,
come lo stesso Thomas Mulbauer, come Tony Andre Hansen, però anche grossi calibri come Ludger Beerbaum, che abbiamo visto perfetto in sella ad All Inclusive, ma sono ancora tanti i pretendenti alla disputa dell'episodio conclusivo di questa categoria. Dovremmo vedere tanti cavalieri importanti. L'ultimo a partire sarà lo svizzero Steve Gerda con Tresor. In condizioni perfette il terreno di gara, e sono stati anche molto rapidi i collaboratori del direttore di campo. Si ricomincerà con il francese Julien Epaillard. Francia che dopo la retrocessione dalla Super League e la mancata qualificazione per i prossimi giochi olimpici, dobbiamo dire sta attraversando un momento delicato in questo settore. Sono venuti a mancare per infortuni alcuni cavalli importanti. Cavalieri di grande esperienza non hanno al momento partner all'altezza della situazione e dunque i francesi riescono sì a ottenere qualche risultato sporadico. Fra l'altro si sono imposti nel Gran Premio qui a Stoccarda, però a livello di squadra hanno delle grosse difficoltà. Seguiamo Julien Epaillard, cavaliere nato nel 1977, giovane, e a livello giovanile ha fatto bella figura in 2 edizioni dei campionati europei Young Riders nel 96 e nel 98 rispettivamente a Klagenfurt in Austria e a Lisbona in Portogallo. Qui a Stoccarda è in sella a Cantacade Petra, una femmina di 9 anni, celle français, Julien Epaillard. Comincia male, un errore banalissimo all'ostacolo numero 2, il verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, sul quale nessun concorrente si era mostrato in difficoltà. Un po' snobbato il primo segmento del percorso. O perlomeno non affrontato con la necessaria concentrazione. D'altronde ormai tutti gli chef de piste, i direttori di campo, non insistono unicamente su una combinazione o un ostacolo, rendendolo proibitivo, ma cercano di distribuire un po' su tutto il tracciato il cumulo di difficoltà. Dunque bisogna affrontare con il piglio giusto anche i primi ostacoli. Arriva il secondo errore per il binomio francese, che deve ancora affrontare l'ultimo largo. Rimangono 8 le penalità nel tempo di 70 e 40. Qualificazione mancata anche per Julien Epaillard. Tanti campioni ancora da vedere, mentre la regia ci ripropone gli errori del cavaliere francese. Tanti campioni, vi dicevo, e molti tedeschi di fronte al proprio pubblico. Lo scorso anno, vi ricordo, questa gara è stata vinta proprio dalla tedesca Meredith Michaels Beerbaum. A proposito di tedeschi, è già in campo Christian Allmann con Köster, un cavallo di 14 anni, Holsteiner. Christian Allmann, nato nel dicembre del 1974. Già campione d'Europa, poi a San Patrignano proprio con Köster ha ottenuto l'oro a squadre, uno dei pezzi forti della squadra tedesca, che può contare su una quindicina di binomi competitivi a livello internazionale. Dobbiamo dire che sia Christian Allmann che Marco Kutscher
che Marcus Henning non stanno probabilmente attraversando il loro miglior periodo. Poi quando un cavaliere di questo calibro, abituato a salire sui gradini più alti del podio, attraversa un momento negativo, subentra anche un certo nervosismo che certamente non aiuta, però per il momento ha svolto regolarmente il proprio compitino Christian Allman, che è atteso dall'ultima addirittura. Koster se la cava bene anche sulla gabbia con un po' di fortuna, e c'è l'errore proprio sull'ultimo Oxer. Si volta Christian Allman quasi incredulo per vedere se ha abbattuto effettivamente quella barriera, non sa darsi pace, evidentemente sa che la colpa è sua, ha dispensato carezze al suo splendido grigio, sembrava già volare verso il barrage e invece deve accontentarsi di una posizione di rincalzo proprio per quelle 4 penalità che adesso la regia probabilmente, anzi certamente, ci riproporrà. L'unico errore del binomio tedesco, guardate, da un'altra angolazione non abbiamo visto la barriera cadere, un'imperfezione minima, e anche l'entourage di Christian Allman non sa darsi pace. Davvero un peccato per Koster e per Christian Allman. E adesso, signori, il campione del mondo in carica, titolo conquistato nel tempio di Aquisgrana per il Belgio Jos Lansing, titolo che è arrivato in sella a Cavalor Cumano. Nella circostanza Lansing monta Alkalel Spender S, cavallo di 12 anni di origine svedese. Lansing è nato nel 1961. Per lui già 5 edizioni dei Giochi Olimpici. Possiamo parlare di esperienza allo stato puro. Guardate come si è ben disimpegnato sulla doppia gabbia, superate anche le tavole. L'ultima delle combinazioni per il campione del mondo, ultimo Oxer che è costato caro ad Allman, e commette errore anche Jos Lansing. Leggerezza anche per il campione del mondo, che dunque non si qualifica. Attenzione dunque all'ultimo Oxer in giallo-verde. A quel punto, dopo 14 salti, subentra anche la stanchezza, e qui vedete l'errore da parte di Jos Lansing. Accantonato il tracciato del cavaliere belga, passiamo da un campione del mondo a colui che detiene il titolo di questa Coppa del Mondo di salto ostacoli. Ha vinto la finale scorsa con Ideo Dutot. Si tratta dello svizzero Bert Mendley e monta proprio Ideo Dutot, cavallo di 11 anni, Seul Français. Squadra svizzera fortissima, in questo periodo può contare su alcuni binomi molto molto competitivi. Fra i migliori della specialità ricordiamo Marcus Fuchs, lo stesso Bert Mendley, poi Steve Gerda, che vedremo qui a Stoccarda, Christina Lieber, ma ci sono anche altri cavalieri in gamba come Werner Muff, che è particolarmente in forma. Bert Mendley, nato il 1 ottobre del 1969, per lui 2 Olimpiadi, Atlanta e poi a Sydney, l'argento a squadre con uno dei migliori cavalli, a mio giudizio, degli ultimi anni, precisamente Positano.
Ha dovuto armeggiare un po' il cavaliere svizzero per trattenere gli ardori di Deo Dutot in prossimità di quel verticale molto insidioso. Ora la gabbia, superata invece senza affanni, le tavole, il rallentamento necessario e la distanza è critica. Si viene da una doppia gabbia e poi ci si trova di fronte a quell'ostacolo molto sottile, le tavole che costano care a Beat Mendley. Altra vittima illustre di questo percorso, non si qualifica neanche il campione in carica, vincitore della Coppa del Mondo, Beat Mendley. L'errore alle tavole. Puntualissima anche la regia tedesca. E adesso passiamo a due amazzoni. Vedremo prima Judy Ann Melchior per il Belgio e poi Jessica Curtin per l'Irlanda. 6 qualificati fin qui. Tenta l'impresa anche Judy Ann Melchior, giovanissima, monta Levisto, cavallo di 10 anni, uno Steiner, quindi origine tedesca. Judy Ann Melchior dispone di un parco cavalli invidiato e invidiabile, nata nel 1986, con Grand Dame ha partecipato ai giochi mondiali di Aquisgrana, presente anche agli europei di San Patrignano con Olympic. È già arrivata una volta in finale, precisamente a Las Vegas in Coppa del Mondo in questo 2007. Questo fermo fotogramma inspiegabile, un passaggio a vuoto della regia tedesca, l'intervento massiccio, energico da parte di Judy Ann Melchior. Molto simpatico questo grigio Levisto Z, la Z che contraddistingue i prodotti dell'allevamento di casa. Una testa molto simpatica, bene anche sulle tavole. Un modello non proprio appariscente, quello di Levisto, ma grandi doti di saltatore, e sta per giungere alla fase conclusiva del percorso senza errori. Ultimo largo, la felicità di Judy Ann Melchior. Percorso netto è il 7° di questo pomeriggio di Stoccarda e ci sono carezze meritate per Levisto, che si è comportato davvero bene, anche un bacio sul collo da parte, eccolo vedete, replicato, la grande gioia di Judy Ann Melchior. 7ª qualificata. La regia questa volta non può proporre errori. E adesso, sempre a proposito di amazzoni, Jessica Curtin, grande esperienza per questa amazzone irlandese che è nata nel 1969 a Callibecky, 2 edizioni dei Giochi Olimpici, Atlanta, Atene, ai campionati europei nel 2001 ad Arnhem, oro a squadre. Ha partecipato anche al campionato continentale di San Patrignano. Il suo miglior risultato certamente il 2° posto nella finale di Kuala Lumpur nel 2006 con Castle Forbes Libertina, cavalla che monta anche in questa circostanza a 11 anni, viene dalla Westfalia. Jessica Curtin, abilissima nei percorsi di velocità, l'abbiamo ammirata anche a Verona il venerdì nella categoria a tempo che qualificava per la categoria mista che dispensava i punti per la World Cup. È stata la più veloce in assoluto. Dunque, se riuscisse ad arrivare in barrage sarebbe un cliente scomodo per tutti. Superate le tavole. La grinta solita, abituale di Jessica Curtin, Irlanda. Una correzione di direzione da parte dell'Amazzone che va ad affrontare l'ultimo Oxer.
in surplus e vedete la felicità anche per Jessica Curtin che carezza la sua Castle Forbes Libertina. Ormai non è più una sorpresa, non stupiscono più di tanto i percorsi netti di questa bionda, grintosissima amazzone irlandese. Ancora 9 binomi prima della conclusione del percorso base e si susseguono sul campo ostacoli i campioni. Adesso tocca al tedesco Marcus Henning, medaglia d'oro a squadre con For Pleasure a Sydney, bronzo sempre con la squadra ai mondiali di Aquisgrana con Kukengirl, oro agli europei di San Patrignano con la squadra, però in precedenza era stato sul gradino più alto del podio del torneo continentale anche a Ixted e a Donaueschingen, sempre con For Pleasure. Questo cavaliere ha già messo in carniere 2 vittorie in finali di Coppa del Mondo, precisamente nel 2003 a Las Vegas con Anka e poi nel 2006 a Kuala Lumpur in sella a Sandro Boi. Cerca di uscire in qualche modo dal tunnel Marcus Henning, che vede allontanarsi i tempi dei grandi trionfi. Auguriamoci per lui che si tratti di una crisi passeggera. Certamente ha affrontato dei concorsi in modo molto molto deludente questa stagione e dunque cerca proprio a Stoccarda il trampolino di lancio verso un proseguo di carriera all'altezza della sua fama, però non sembra essere giornata. Sono già 2 gli errori, 2 errori per Marcus Henning con Kukengirl, parla di 10 anni, di origine tedesca. Conclude mestamente Marcus Henning, che scuote il capo, non può essere contento del proprio risultato, si addossa però le colpe perché ci sono carezze per Kukengirl. La regia impietosamente ci ripropone gli errori, questo al fosso olimpico, quel verticale su fosso rustico, e poi qui sull'elemento di ingresso della doppia gabbia. Ora, mentre Marcus Henning esce dal campo, l'ingresso di un'altra amazzone, Luciana Diniz, monta Son of Marco, cavallo di 15 anni, di origine svedese. Luciana Diniz, portoghese, ha 37 anni, attualmente numero 46 nel ranking internazionale, ha partecipato ai giochi di Atene, ai mondiali di Aquisgrana, in sella a Dover, e cerca l'acuto dopo alcuni piazzamenti che la segnalano in netto progresso. Certamente il palcoscenico di Stoccarda potrebbe essere l'ideale per inserire il proprio nome fra i migliori di questa specialità. Luciana Diniz. Con qualche fatica, dopo acrobazia sulla doppia gabbia, un rischio anche sulle tavole, d'altronde è impensabile di arrivare su questo verticale insidiosissimo senza affanni dopo aver superato a stento la doppia gabbia. Bene invece sulla dirittura, seconda combinazione, ormai in apnea verso l'ultimo largo, ed è da applausi questo percorso dell'amazzone portoghese. Si qualifica anche Luciana Diniz, nono binomio qualificato, Luciana Diniz e Son of Marco. Dunque ricapitoliamo la situazione. Qualificati: Dennis Lynch,
Irlanda, Thomas Mulbauer, Germania, Alvaro Miranda, Brasile, Tony Andre Hansen, Norvegia, Heinrich Hermann Engemann, Germania, Ludger Beerbaum, Germania, Judy Ann Melchior, Belgio, Jessica Curtin, Irlanda, Luciana Diniz, Portogallo. E adesso un altro cavaliere francese, si tratta di Michel Ecart, che monta Ito du Château, un cavallo français di 11 anni. Michel Ecart, classe 1953, con Cannan, ha partecipato al campionato continentale ospitato dalla comunità di San Patrignano, prima ancora con Quilano de Calvary, la partecipazione all'europeo di Donaueschingen. Primo segmento del tracciato senza esitazioni, doppia gabbia, bene anche qui, e questo potrebbe essere il 10° binomio qualificato con grande sicurezza verso le tavole, ed ora di slancio verso la dirittura conclusiva. Si comincia con quell'oxer in bianco-verde, poi gabbia e ultimo largo. E dunque ascolteremo ancora una volta lo stacco musicale che gli organizzatori propongono al termine di ogni percorso netto. Qualificato anche Michel Ecart per la Francia con Ito du Château. Anche questa volta la regia non può proporre errori, sceglie dunque uno dei passaggi vincenti. Questo è il momento del superamento del verticale di barriere su fosso. Grande forma per Albert Suhr e Okidoki. Hanno dominato il barrage nella tappa veronese, unica tappa italiana della Coppa del Mondo. I due insieme hanno vinto a Verona, bissando il successo di 2 anni prima. Fra una vittoria e l'altra di Albert Suhr e Okidoki, il successo dell'altro olandese Gerco Schröder. Okidoki, cavallo fantastico di 11 anni, di origine olandese, sempre brillante, sembra cadenzare il tempo con l'anteriore, estremamente sicuro, rispettoso e capace di imporre un grande ritmo alle sue gare. Infatti è uno specialista delle categorie in cui conta anche il tempo. Altro avversario pericoloso se dovesse andare in barrage. Doppia gabbia. Ora le tavole. Bene. L'occhialuto Albert Suhr verso l'ultima dirittura. Qui è stato un po' fortunato, ora deve intervenire, è inevitabile quell'errore sul primo elemento della gabbia. Ce l'ha un po' sulla coscienza questa volta Albert Suhr, che non si qualifica, davvero un peccato, disponendo di un cavallo che sa saltare ed è dotato di un'agilità davvero eccellente. Esce di scena dunque Albert Suhr, uno dei più attesi in sella ad Okidoki. Questo è il suo errore. Albert Suhr, che comunque è ben situato nella classifica provvisoria cappeggiata dallo spagnolo Rutherford Latham. Albert Suhr, che insieme a Gerco Schröder, Jörn Dubledam e Piet Rijmakers ha conquistato la medaglia d'oro ai mondiali di Aquisgrana, medaglia d'oro a squadre. Dopo la delusione di Albert Suhr passiamo all'entusiasmo di un altro tedesco, Daniel Deusser, che nel 2007 con Air Jordan ha conquistato il 2° posto nella finale
della Coppa del Mondo a Las Vegas. Anche in questa circostanza ripropone Air Jordan Z, che è un cavallo di 11 anni, Oldenburg, Daniel Deusser, classe 1981, rappresenta la Nouvelle Vague dell'equitazione tedesca, cerca uno spazio importante per avvicinarsi al rendimento dei migliori. D'altronde in Germania in questa specialità c'è veramente una lotta interna feroce. Imporsi a livello nazionale significa poi inevitabilmente emergere anche a livello internazionale. E l'applauso del pubblico per Daniel Deusser, che si qualifica in sella ad Air Jordan, 11° binomio qualificato per il barrage, anche se c'è stato un brivido sull'ultimo ostacolo, un ostacolo che era costato caro anche al campione del mondo Jos Lansing e anche a Beat Mendley. Il sorriso misurato da parte di Daniel Deusser, Air Jordan si conferma fra i migliori saltatori del circuito. Altro cavaliere importante, altro tedesco, Marco Kuscher, ex campione d'Europa, 2 ori ottenuti proprio a San Patrignano con il suo cavallo migliore Montender. Qui a Stoccarda Kuscher monta Cornet Obolensky, che è un cavallo giovane, 8 anni, di origine belga. Due bronzi ad Atene con Montender individuale e a squadre per Marco Kuscher. Con questo cavallo ha vinto nel 2007 nella finale di Coppa a Barcellona per la Super League. Una Super League ancora una volta dominata dalla squadra tedesca. Però sono già 4 le penalità per Marco Kuscher. Tavole. Un errore poi replicato sull'elemento di ingresso della gabbia. 8 penalità, bottino pesante, inconsueto per Marco Kuscher, 70 e 45 il suo tempo. Dunque finisce qui la gara per il binomio tedesco, ma adesso i tifosi, il pubblico certamente riserveranno una grande accoglienza per Meredith Michaels Beerbaum. Amazzone è nata in America, poi ormai l'abbiamo ripetuto in tante circostanze, gareggia per la Germania dopo il matrimonio con Markus Beerbaum, altro cavaliere di livello internazionale, già qualificato per il barrage il cognato Ludger Beerbaum. Ora ci prova Meredith Michaels Beerbaum, prima amazzone ad aver raggiunto il primo posto della graduatoria internazionale nella storia di questa disciplina, ai mondiali bronzo individuale e a squadre con Shutterfly. È la campionessa europea in carica. Shutterfly le ha regalato anche questo risultato. Sempre con Shutterfly, Meredith ha ottenuto la vittoria nella finale di Coppa del Mondo del 2005 a Las Vegas. Abbiamo visto il campione del mondo in carica, abbiamo visto il titolare della Coppa del Mondo, ora la campionessa europea individuale. Davvero la crema di questa disciplina presente a Stoccarda, e Meredith è anche la vincitrice di questa gara lo scorso anno. Vediamo se l'amazzone tedesca si sente appagata o meno. Potremmo giurare che così non è, infatti è sempre alla ricerca di risultati.
non lascia mai nulla di intentato. Shutterfly sembra un cavallo facile a 14 anni, ma ogni tanto ha delle distrazioni, dunque Meredith deve essere estremamente attenta per riuscire a evitarle, per mantenere alta la concentrazione. Ultima addirittura comunque, fin qui senza sbavature. Un brivido sottolineato dal pubblico sul primo elemento, il largo della gabbia, e poi l'applauso per sottolineare il percorso netto. Sbuffa Meredith e poi ci sono carezze per Shutterfly e avremo dunque un barrage molto affollato. Per ora sono in 12 i qualificati. Centra il bersaglio, raggiunge l'obiettivo anche Meredith Michaels Berbaum, non poteva essere altrimenti. Ancora 2 binomi da seguire. Adesso per la Francia un'altra amazzone molto brava, Eugénie Angot, che monta Ilostra d'Arc, cavallo di 11 anni. C'est français, la biondissima Eugénie Angot, classe 1970, è nata a Boulogne-Billancourt, ha partecipato con la sua Cigale du Tailly ai giochi di Atene, poi la sua cavalla di punta ha avuto un infortunio, è stata poi riproposta, però evidentemente non è ancora al top della condizione. Altro infortunio che ha penalizzato la squadra transalpina, quello di Dilem de Sef, il cavallo con cui Bruno Bruxot ha vinto la finale della Coppa del Mondo organizzata in Italia, a Milano. E proprio a Milano Eugénie Angot ha ottenuto il 4° posto nella finale con la già nominata Cigale du Tailly. Ilostra d'Arc sembra poter regalare qualche soddisfazione all'amazzone francese. Per ora non ci sono incertezze. Vi ricordo 12 ostacoli per 15 salti, 2 le combinazioni, una gabbia e una doppia gabbia. Senza affanni anche sulle tavole, ultima addirittura. E a Stoccarda le donne oggi non scherzano davvero, si qualifica anche la francese Eugénie Angot con Ilostra d'Arc, 13 qualificati per il momento e c'è ancora posto per Steve Gerda, lo svizzero, che monterà Trésor. Qui il passaggio alla gabbia in bianco e giallo per Eugénie Angot e adesso Steve Gerda, svizzera, cavaliere figlio d'arte, nato nel 1982 a San Patrignano con Isovlas Pialotta, medaglia d'argento a squadre, in precedenza agli europei di Neuschingen, sempre con la squadra, medaglia di bronzo in sella Tepic La Silla, poi con Trésor, che vediamo inquadrato, nel 2007 il 3° posto alla finale di Coppa del Mondo di Las Vegas. Dunque un binomio estremamente competitivo che ha la fortuna anche di entrare in campo per ultimo, dunque se riuscisse a qualificarsi avrebbe la possibilità di stare a guardare tutti gli altri, avendo a disposizione tutti i punti di riferimento possibili. Steve Gerda, Svizzera. Cavaliere anche molto elegante,
Tresor sembra particolarmente in palla, per ora non ha sfiorato alcuna barriera, bene anche sulla doppia gabbia, momento delicato, superate con nonchalance le tavole. Assoluto silenzio di un pubblico caloroso ma competente ed educato. Applausi per lo svizzero Steve Gerda, dunque saranno in 14 a dar vita al barrage. Si qualifica anche lo svizzero Steve Gerda in sella a Tresor quinto, barrage affollato e ricco di talenti. Un barrage che seguiremo fra pochissimo dopo un breve stacco pubblicitario. Nun wird der Parcours umgebaut zum Stechen. Das wird Stoccarda, Germania, quarta tappa della Coppa del Mondo di salto ostacoli, Lega dell'Europa occidentale, un barrage riservato a 14 binomi. 5 per la Germania, 2 per l'Irlanda, poi 1 per Brasile, Norvegia, Belgio, Portogallo e Svizzera e 2 francesi. 5 amazzoni all'episodio conclusivo di questa categoria mista che assegna punti preziosi per la World Cup 2007-2008. Si comincia con l'irlandese Dennis Lynch che monta l'Antinus. Il direttore di campo ha previsto un percorso con 7 ostacoli per 8 salti, è rimasta una combinazione, una gabbia. Vi ricordo che in caso di parità di penalità classifica il tempo impiegato proprio su questo percorso. E fin dalle prime battute vi rendete conto, amici all'ascolto, che è cambiato il ritmo rispetto al percorso base. Non ha molte alternative il cavaliere irlandese, non può permettersi strategie, deve soltanto pigiare sull'acceleratore. È già arrivato il primo errore, 4 le penalità, poi doppiate, termina con 8 penalità nel tempo di 36 e 60. Solitamente ingrato il compito di chi deve entrare per primo in campo in gare di questo tipo. Dunque abbiamo comunque il primo riferimento per Dennis Lynch, irlandese, la soddisfazione di essere arrivato fra i migliori, 40 al percorso base, 14 qualificati per l'appendice decisiva, e adesso tocca all'esperto Thomas Mühlbauer per la Germania. Un nome accattivante, almeno per noi italiani, si chiama Asti Spumante, il cavallo di 12 anni di origine tedesca, un Oldenburg. Vediamo se Thomas Mühlbauer si accontenterà della precisione sui salti oppure se deciderà di essere veloce. Sembra aver optato per una via di mezzo ed è abbastanza rapido nel primo segmento di gara. Naturalmente, prendendo rischi, si va incontro a inconvenienti di questo tipo. È arrivato il primo errore per il cavaliere tedesco, un altro, 8 penalità, e adesso non sembra voler spingere più di tanto in prossimità dell'ultimo ostacolo. Buona comunque la serata di Thomas Mühlbauer su Asti Spumante, 8 penalità nel tempo di 36 e 87, leggermente più lento rispetto a Dennis Lynch, ma è ancora presto ovviamente per fare delle previsioni, perché ci sono ancora 12 binomi da vedere. La regia si sofferma su Thomas Mühlbauer, ma è già pronto Álvaro Miranda per il Brasile in sella a Piccolian Zeldenrust. Vi ricordo che la Lega dell'Europa occidentale, dopo 3 tappe, quella di Oslo, quella di Helsinki e quella veronese, è capeggiata dallo spagnolo Ruter von Latham, seguito dalla svedese Helena Lundbach. Entrambi non potranno prendere punti in questa circostanza, uno assente, l'altra già eliminata.
Il primo errore per il cavaliere brasiliano. Bene sull'unica combinazione rimasta. Per ora i due binomi che abbiamo visto, abbiamo notato, hanno commesso 2 errori, 8 penalità, dunque superando l'ultimo ostacolo Alvaro Miranda ha la possibilità di portarsi al comando con 4 penalità nel tempo di 36 e 19. Oltretutto più veloce anche rispetto ai 2 che lo hanno preceduto. Ancora un'immagine rallentata del percorso di Alvaro Miranda, adesso tocca al norvegese Tony Andre Hansen con Camiro. Vediamo come si comporterà questo Holsteiner di 10 anni, figlio di Cassini. L'ultimo salto di Alvaro Miranda ed eccolo il grigio di Tony Andre Hansen. Se nel percorso base cavalli e cavalieri dovevano mostrare doti di regolarità, di precisione, anche di potenza, intanto è arrivato il primo errore, adesso devono mettere sul piatto anche doti di agilità, di strategia, di massima rapidità. 8 penalità anche per Tony Andre Hansen che va a superare l'ultimo Oxer, non è contento, però ci sono fiori di campioni che non sono neanche riusciti a raggiungere il barrage, dunque può considerare positivo questo pomeriggio di Stoccarda. Tony Andre Hansen, Norvegia, 8 penalità nel tempo di 37,71, scivola alle spalle anche dei primi 2 che abbiamo visto con 8 penalità, vale a dire Dennis Lynch per l'Irlanda e Thomas Mühlbauer per la Germania. Sempre al comando Alvaro Miranda con 4 penalità. Vediamo se il tedesco Heinrich Hermann Engemann con Aboyer sarà il primo a portare a casa il doppio netto. Aboyer affiatatissimo con Engemann, un cavallo tedesco che viene dalla Westfalia, ha 13 anni, uno di quei saltatori che, come si dice in gergo, sanno leggere e scrivere, però ovviamente più si galoppa, più si va veloci e più aumentano le possibilità di commettere errore. Sembra scatenato fin dai primi tempi di galoppo Engemann, altro garista per eccellenza, grande tempra per questo cavaliere che tira la gara fino in fondo davanti al proprio pubblico. Sul muro il primo errore di Engemann, evidentemente contrariato a Aboyer da un ostacolo che non c'era nel percorso base, spinge fino alla fine comunque il cavaliere tedesco perché sa che anche con un buon tempo e 4 penalità può inserirsi nelle zone alte della classifica. Il tempo è di 35,59, molto più veloce rispetto agli altri, mentre vedete che gli aiutanti di campo ripristinano il muro 1,60 m dove ha commesso il suo unico errore Engemann, e in caso di netto il cavaliere tedesco avrebbe posto una seria ipoteca sul successo, perlomeno sulla conquista di una buona posizione che anche nel mirino dell'inquadrato Ludger Beerbaum monta All Inclusive, sesto binomio a presentarsi in campo per il barrage. Naturalmente la groom di All Inclusive si starà mordendo le unghie a bordo campo. La regia tedesca in uno degli intervalli le ha dedicato una ripresa ravvicinata personalissima, grande attaccamento nei confronti di questo saltatore giovane di 8 anni che Ludger Beerbaum sta cercando di plasmare al meglio. Spinge ma con giudizio, non è proprio spericolato il percorso di Ludger Beerbaum,
però certamente veloce e soprattutto senza errori fino a questo momento. Rischia un po' di più ora in questo tratto la medaglia d'oro individuale di Barcellona, e arriva il primo doppio netto, ed eccola la signorina che ha cura di All Inclusive, felicissima perché questo cavallo si è comportato davvero bene. Non sappiamo se arriverà addirittura la vittoria per Ludger Beerbaum, comunque arriveranno punti importanti per la sua classifica di Coppa del Mondo, un altro saltatore su cui Ludger Beerbaum può giustamente contare, può fare affidamento. Il tempo è di 37,46 e dunque d'ora in poi, per il proseguo della gara, chi vorrà aggiudicarsi questa categoria di Stoccarda, Coppa del Mondo di salto ostacoli, non dovrà commettere errori e dovrà essere più veloce rispetto al 37,46 di Ludger Beerbaum. Adesso in sella a Levisto Judy Ann Melchior, che ha abbracciato più volte il suo grigio, che le ha regalato un bel netto al percorso base, e adesso c'è addirittura la possibilità di andare oltre. Molto ambiziosa la giovane Judy Ann Melchior, che gareggia per il Belgio, molto graziosa, dotata di grande grinta, e vedete che fin dall'inizio ha messo pressione al suo grigio, simpatico e fin qui molto molto disponibile. Bene anche sulla gabbia, leggermente più lenta ci sembra rispetto a Ludger Beerbaum. Ecco, vedete visualizzato anche il tempo da battere, che è proprio quello di Ludger, 37,46. Ancora un salto per Judy Ann Melchior e il percorso netto arriva, il doppio netto. Nell'entourage della giovane belga c'è grande felicità, però un'occhiata al cronometro e alle spalle di Ludger Beerbaum, 38,15. Felicissima comunque Judy Ann Melchior, che la regia internazionale ci ripropone proprio sull'ultimo salto. La felicità dell'entourage di Judy Ann Melchior è adesso un momento importante, perché sta per entrare in campo uno dei binomi più veloci in assoluto, e in caso di percorso netto Jessica Curtin, Irlanda, e Castle Forbes, Libertina, certamente saranno fra i primi, perché si tratta di un binomio molto molto rapido. Fra l'altro l'amazzone irlandese ha coraggio da vendere, ha dimostrato in diverse occasioni di saper sfruttare a meraviglia le varie girate, capace di avvantaggiarsi di decimi di secondo importantissimi in ogni fase del percorso, lo vedete. Grande grinta, il pubblico apprezza, superato anche il muro, e un tratto al gran galoppo, si diverte il pubblico, apprezza lo sforzo di Jessica Curtin e di Castle Forbes Libertina, la migliore, battuto l'inquadrato Ludger Beerbaum. Davvero un'impresa quella di Jessica Curtin, che ancora una volta ha messo sul piatto un coraggio leonino, ben coadiuvata da una Castle Forbes Libertina che è specialista di questo tipo di gare. Non ci sono errori e c'è un tempo ottimo, addirittura 33,74 per Jessica Curtin. Adesso chi vorrà battere l'amazzone irlandese dovrà veramente innestare il turbo, merita tutte le carezze Libertina, questa cavalla di 11 anni che viene dalla Westfalia. Ancora donne, ancora amazzoni per il Portogallo Luciana Diniz, Son of Marco. L'esperienza direbbe che non ci dovrebbe essere partita fra Castle Forbes Libertina e Son of Marco in quanto a velocità, però stiamo a vedere. Luciana Diniz è alla ricerca di un risultato di grande prestigio, certamente soddisfatta per il buon comportamento del suo quindicenne cavallo svedese.
però l'appetito viene mangiando e vedete che fin dalle prime girate l'amazzone portoghese lascia intendere che vuole avvicinare i tempi dei migliori, che sono per il momento Jessica Curtin e Ludger Beerbaum. Però non c'è paragone fra la velocità di base di Jessica Curtin e Castle Forbes Libertina e quella del binomio inquadrato, che conclude comunque con un doppio netto in 36 e 43. 36 e 43, molto lontano dal 33 e 74 di Jessica Curtin. Il tempo dell'irlandese, paragonato agli altri che la seguono in classifica, è davvero importante e dunque Jessica ha messo grande pressione sugli altri che dovranno ancora completare il percorso. Buono comunque il comportamento di Luciana Diniz e Son of Marco, già pronto per la Francia Michel Ecard e Ito du Château. Altro binomio solitamente veloce. Nel mirino il 33-74 di Jessica Curtin, Michel Ecard, Francia. Molto bravo fin qui il cavaliere francese, che ha preso rischi non enormi, calcolati, ci tiene a far bene fino in fondo. Vedete il tempo da battere dell'irlandese, però nonostante il cavaliere solleciti il proprio saltatore non dovrebbe arrivare al primo posto. 36 e 09, così è infatti. Resta al comando Jessica Curtin. Impassibile, però dovrebbe essere soddisfatto Michel Ecard con Ito du Château per il cavaliere transalpino. Punti in questa Coppa del Mondo che arrivano dal concorso di Stoccarda. Quarta prova, quarta tappa della Lega dell'Europa Occidentale già disputate, quelle di Oslo, Helsinki, Verona. Adesso per la Germania Daniel Deusser, 11° in campo con Air Jordan. Anche da Air Jordan è lecito attendere una prova veloce, volata tutta ad un fiato, ma c'è errore sul primo elemento della gabbia. Dunque scivola in basso Daniel Deusser, che non può più puntare alla vittoria. Un percorso veloce con 4 penalità comunque gli consentirebbe di inserirsi nelle zone alte della graduatoria. Vi ricordo che al vincitore vanno 20 punti e poi a scalare fino al 16° posto un punto. Daniel Deusser, 4 penalità nel tempo di 36 e 34. Ancora una volta riproposto dalla regia l'unico errore di Daniel Deusser. Si soffre in tribuna. Adesso Meredith Michaels Beerbaum con Shutterfly. Deve fare un autentico miracolo Meredith per scalzare dal primo posto Jessica Curtin. 33 e 74. Bisogna davvero volare. Sono abituati a farlo Meredith Michaels Beerbaum e Shutterfly, ma vedendo anche i percorsi che si sono susseguiti fin qui, dobbiamo dire che il tempo dell'irlandese è davvero difficile da battere. Dovrà essere perfetta Meredith, dovrà rispondere alla grande Shutterfly e soprattutto ci dovrà essere una strategia che potrà portare al conseguimento di una grande impresa. Vediamo.
Di qui difficile separare Jessica da Meredith. Non abbiamo il riferimento intermedio, superato il muro. Qui ha galoppato in modo davvero brillante l'irlandese, fa altrettanto Meredith Michaels-Beerbaum, che dopo il superamento di un ostacolo ha puntato decisamente sul secondo, e poi la vittoria, o perlomeno il primo posto per Meredith Michaels-Beerbaum, 33-34 contro il 33-74, dunque 40 centesimi in meno rispetto a Jessica Curtin. Davvero un percorso da incorniciare quello della campionessa europea in carica, e proprio qui direi che è riuscita ad accumulare il vantaggio esiguo ma importantissimo dopo aver superato quell'ostacolo. Prima ancora che il cavallo si fosse ricevuto del tutto, ha puntato decisamente sulla barriera seguente, lì ha conquistato quel vantaggio preziosissimo nei confronti di Jessica Curtin, che ora è in seconda posizione. Ancora una sfida in rosa, quella portata dalla francese Eugénie Angot. Non soltanto donne protagoniste fino all'ultimo in questa categoria, ma anche in primo piano nel barrage, e cercano di darsi battaglia. Per ora 2 donne ai primi 2 posti. Al comando per la Germania Meredith Michaels-Beerbaum, in seconda posizione per l'Irlanda Jessica Curtin, adesso Eugénie Angot con Ilostra Dark. Mi pare di poter dire che nessuno si accontenta di un pur prestigioso piazzamento, cercano tutti la vittoria, e questo fa sì che la gara sia palpitante fino all'ultimo ostacolo, fino all'ultimo percorso. Brava anche Eugénie Angot, qui si comincia a galoppare davvero, lo fa l'amazzone francese che va incontro all'ultimo ostacolo. Vedete il tempo visualizzato, 35-67 per lei, la terza posizione. Dunque 3 amazzoni ai primi 3 posti per il momento, e soltanto Steve Gerda può imporre un'impronta maschile a questa gara in sella a Tresor, l'ultimo binomio atteso in campo. Splendida la prova anche di Eugénie Angot con Ilostra Dark, doppio netto in 35-67. Da battere il 33-34 di Meredith Michaels-Beerbaum. Ci prova Steve Gerda per la Svizzera con Tresor, che è un cavallo di 11 anni, figlio di Papillon Rouge, cavallo di origine belga. Come vedete c'è molta felicità nel clan di Eugénie Angot, impeccabile Ilostra Dark, ed ora la tensione sul volto di Steve Gerda, che dà la caccia alla fuggitiva Meredith Michaels-Beerbaum. Conoscendo Gerda c'è da attendere un'altra prova di grande carattere, infatti lo vedete dalla prima girata, ha superato anche il verticale che ricorda la Federazione Equestre Internazionale, bene anche su questo dritto, molto veloce Steve. Gabbia, bene anche qui, parte conclusiva del tracciato con l'accelerazione imponente sul muro, qui leggermente più veloce Meredith, c'è l'errore, dunque la vittoria va a Meredith Michaels-Beerbaum, ma non è finita, deve ancora completare il percorso Steve Gerda, che lo fa terminando in 8ª posizione, 4 penalità nel tempo di 33,80, dunque si conclude la gara con 3 amazzoni ai primi 3 posti. Vittoria come lo scorso anno per Meredith Michaels-Beerbaum, Germania Shutterfly. In seconda posizione per l'Irlanda una splendida Jessica Curtin, Castle Forbes Libertina. Al terzo posto per la Francia Eugénie Angot con Ilostra Dark, poi quarto per la Francia Michel Ecard con Idiot du Château. Al quinto posto troviamo Luciana Diniz con Son Mark, un'altra amazzone a completare questa giornata quasi interamente in rosa. Poi in sesta posizione Ludger Beerbaum con All Inclusive, a precedere Judy Ann Melchior con Levisto. Ottavo posto
Per Steve Gerda lo abbiamo appena visto con Tresor in nona posizione, poi Heinrich Hermann Engemann con Aboyer, decimo Alvaro Miranda con Picolien Zelnerust. All'11° posto troviamo Daniel Deusser, Germania Air Jordan Z, poi al 12° ancora troviamo Dennis Lynch per l'Irlanda con l'Antinus, 13° Thomas Mühlbauer Germania con Asti Spumante, e al 14° posto, il peggiore fra quelli qualificati per il barrage, Tony Andre Hansen Norvegia con Camiro. Il più veloce fra quanti hanno commesso un errore al percorso base è stato Albert Zur, il vincitore di Verona con Oki Doki. Per quanto riguarda l'unico italiano, Pier Giorgio Bucci, ricordiamo ancora la sua buona prestazione in sella da Zara a Porto Rico, 21° posto, 4 le penalità per il cavaliere italiano. E per quel che concerne la classifica dopo 4 tappe, quella di Helsinki, quella di Oslo, quella di Verona e quella che si è appena conclusa di Stoccarda, non cambia nulla ai vertici, nel senso che Rutherford Latham è sempre al comando con 48 punti, in seconda posizione Lena Lundbach con 33, risalgono la corrente Engemann, anche Meredith Michaels, Berbaum e Steve Gerda. Juan Carlos Garcia, il primo degli azzurri, in 10ª posizione con 18 punti. Dunque la prossima tappa, quella svizzera di Ginevra, dal 6 al 9 di dicembre. Abbiamo concluso il nostro spazio dedicato all'equitazione. Restituisco la linea allo studio e auguro a tutti la più cordiale buonasera.